Giovedì 14 ottobre 2021, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani bellunesi e diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nelle due prime pagine. Incominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre, lo potete ben vedere, è un omaggio, è una notizia che riguarda tutti i bellunesi, anche ovviamente i bellunesi nel mondo. Papa Luciani beato, campane a feste e richieste di reliquie. Papa Giovanni Paolo I sarà beato, campane a festa all'annuncio in tutta la diocesi bellunese, mentre già piovono le richieste di reliquie, la gioia della sua canale. L'approfondimento da pagina 2 a pagina 5. Un parroco montanaro sul soglio di Pietro. Ed ecco appunto in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il momento della proclamazione di Albino Luciani a capo della Chiesa Cattolica. Correva l'anno 1978. Altra notizia portata in prima pagina dal Corriere delle Alpi: rischio tensioni e blocchi stradali per il Green Pass. L'appello del prefetto Savastano: manifestazioni senza estremismi, aumentate le pattuglie per domani, vertice sui servizi essenziali. Taibon, Blackfin in festa per i 50 anni con l'astronauta e una sede nuova. C'era Paolo Nespoli e il Gotta dell'Occhialeria, la cerimonia per il mezzo secolo dell'azienda ad Agordo. L'approfondimento lo troveremo all'interno a firma di Corrà, e in questo scatto vediamo Luigi Francavilla, braccio destro di Leonardo Del Vecchio, con Maria Pramaor, che è stata la fondatrice appunto della storica azienda che ha raggiunto il mezzo secolo di attività, che è diventata davvero importante anche con il suo marchio Blackfin, dedicato alla produzione di occhiali in titanio. L'approfondimento di Corrà a pagina 28. Tambre, il sindaco tuona su Unicredit, chiudono senza dircelo. Oscar Facchin punta il dito sull'atteggiamento della banca, nessuna apertura verso le nostre preoccupazioni. Limana, il vice sindaco Edi Fontana si dimette dalla giunta, motivi personali, così Edi Fontana, vice sindaco e assessore alle politiche sociali, si è dimesso ieri dalla giunta De Zanetta. L'approfondimento di Damin lo troveremo a pagina 27. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Incominciamo come sempre con l'edizione nazionale, per poi proseguire con l'edizione riferita al territorio bellunese. Ecco i titoli in prima pagina. Green Pass, fronte del porto, i duri di Trieste, sciopero a oltranza se non si cancellerà l'obbligo, ma il governo non si ferma. Primi carichi dirottati via terra in Francia, Venezia e Chioggia, situazione sotto controllo. Il caso: dalla scuola al sindaco ex CGIL, a Povegliano la trincea no pass. E ancora la foto di copertina, anche l'edizione nazionale dedica spazio alla comunicazione della beatificazione di Papa Luciani, il pontefice bellunese e il miracolo argentino. Papa Luciani, c'è l'annuncio, sarà beato. Papa Luciani sarà beatificato il prossimo anno. Fontanive, Gian Soldati e Pederiva a pagina 11. Quindi troveremo un ulteriore approfondimento anche da parte del Gazzettino riferito a Papa Luciani. Grafica Veneta, operai pakistani sfruttati, patteggiano i manager, sia all'istanza dell'azienda, solo una sanzione pecuniaria. Franceschi, chiusa pagina dolorosa. E richiamo per quanto riguarda l'edizione dedicata al bellunese ci porta a Santa Giustina, morto di Covid il musicista Ottorino Casagrande. L'approfondimento a pagina 8. Addentriamoci all'interno con pagina 2 del Gazzettino. Il nodo del Green Pass, porti, i duri di Trieste, sciopero a oltranza, Venezia, Novax al 20%. Gli addetti rifiutano anche i tamponi gratuiti, dopo di noi quasi tutti gli scali si fermeranno. Primi carichi dirottati via terra e verso la Francia, vertici in laguna, qui situazione sotto controllo. Electrolux, astensione passa su Zegana, cassa a Porcia, ma per carenza di acciaio. E ancora in merito al nodo Green Pass, ora anche i tir a rischio. Salvini incontra Draghi, guidi la pacificazione. Conftrasporto, non abbiamo risposte, oggi confronto tra esecutivo e sindacati. La preoccupazione dei governatori. Federica, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, buonsenso ed equilibrio. Il retroscena: lo Stato non paga i tamponi, il Premier resiste ai ribelli e stoppa le richieste leghiste. E andiamo avanti con pagina 5, il nodo del Green Pass.
Pago io i test, diritto al lavoro più importante. Non sono un Novax, ma non è giusto che il costo ricada sui miei dipendenti, perché sì, quindi questo è Loris Tiso di Stiplex. Perché no, Bruno Vianello di Texa, tamponi gratis, non penalizzo chi si è vaccinato. Avanti col certificato, in azienda avrò una decina di Novax, magari qualcuno si convince. Troverete quindi un confronto diretto tra chi è d'accordo per far pagare i tamponi e chi invece non lo è, ovviamente in questo caso nel mondo industriale. Gli incidenti a Roma, alla Morgese, nessun arresto per evitare scontri peggiori e Meloni tensione voluta. La ministra in Parlamento: temevamo la reazione dei sodali del capo neofascista. La leader di Fratelli d'Italia: qui non siamo imbecilli, lei sapeva e ha permesso. È una strategia, quindi questo è un confronto a livello politico. La mediazione di Forza Italia, politica di carattere nazionale, troverete un'intervista a Silvio Berlusconi, avanti con il Green Pass o vaccino obbligatorio. Il leader di Forza Italia: italiani responsabili, il paese si sta rimettendo in moto, il Viminale gestisce situazioni complesse, su Forza Nuova si tratta di applicare la legge. E adesso passiamo al nord-est. Sindaco e scuola no pass, benvenuti a Povegliano, nel comune trevigiano. Lezioni alternative per 30 figli di famiglie contrarie al certificato, e il sindaco ex dirigente CGIL non vaccinato definisce scelta hitleriana l'obbligo del Green Pass. Il primo cittadino pronto a pagare di tasca propria i test ai dipendenti, in paese anche un medico Novax. E adesso la notizia che ci porta in provincia di Belluno. Riconosciuto il miracolo, il veneto Papa Luciani sarà beato per Pasqua. Francesco autorizza la congregazione, parliamo di Papa Francesco, delle Cause dei Santi, a emanare il decreto per sua intercessione la guarigione di una ragazza a Buenos Aires nel 2011. Pontefice per soli 33 giorni, fiorirono leggende sul suo avvelenamento, invece spirò per scompensi cardiaci. Campane a festa a Canale d'Agordo, umile com'era non avrebbe voluto. E ancora, Candela stava morendo, la affidai a Giovanni Paolo I e il giorno dopo si è ripresa. Il racconto dell'Argentina di mamma Roxana al sito Infobe. I miracoli esistono, l'ho visto. Di certo troveremo un approfondimento anche all'interno dell'edizione del Gazzettino di Belluno. Ma rimaniamo in Veneto con pagina 12. Grafica veneta, i manager patteggiano, Franceschi chiusa pagina dolorosa. Pena di 45.000 euro a testa per Bertane e Pinton. L'avvocato Pinelli: non hanno commesso reati, il precedente addolorato dalle violenze subite dagli operai pakistani, ma non è stata colpa nostra. Fatti di carattere internazionale: attacca con arco e frecce, strage sciocchi in Norvegia, almeno 4 le vittime, molti feriti, non si esclude l'azione terroristica. A Kongsberg l'uomo ha fatto irruzione anche all'interno di un supermercato. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno, addentriamoci immediatamente al suo interno con pagina 2, campane a festa, ovviamente la notizia messa in primo piano è dedicata a Papa Luciani, la beatificazione di Giovanni Paolo I, campane a festa a Canale. Il parroco Don Vito De Vido aveva ricevuto l'indicazione dal vescovo di rimanere in canonica e di essere reperibile. Ho capito che qualcosa di grande stava succedendo per la nostra comunità, è un momento di gioia immensa. Per me, che avevo 5 anni quando è morto, è una gioia essere parroco nel suo paese. La cerimonia si terrà in Vaticano, è nostra intenzione organizzare un pellegrinaggio. Così umile che non avrebbe neppure voluto essere papa, figurarsi diventare un beato. Penso che nella sua immensa umiltà il mio prozio Albino, pur fedelissimo e ossequioso nei confronti di tutto ciò che è legato alle gerarchie cattoliche, non avrebbe voluto diventare beato, così come del resto poco gli si addiceva il ruolo di papa, perché lui era talmente tanto semplice e modesto che mai si sarebbe aspettato 2 cariche di questo peso. A parlare Laura Luciani, una dei numerosi pronipoti di Giovanni Paolo I, che quel fratello del nonno Edoardo, vista la giovane età, non l'ha mai conosciuto, ma di cui negli anni si è documentato molto. Un personaggio unico, sottolinea, e della stessa idea sono gli abitanti di Canale d'Agordo, che ieri hanno accolto la notizia con grande entusiasmo. E il Gazzettino ha elaborato anche una cronostoria della vita di Albino Luciani, nato a Canale d'Agordo il 17 ottobre 1912, in seminario nel 23, diacono il 2 febbraio 1935, presbitero il 7 luglio 1935, cappellano ad Agordo nel 35, laurea il 27 febbraio 1947 presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, provicario generale della diocesi di Belluno il 2 febbraio 1948, vicario generale della diocesi di Belluno nel 1949,
e 54, canonico della cattedrale di Belluno il 30 giugno 1956, vescovo di Vittorio Veneto il 15 dicembre 1958, patriarca il 15 dicembre 1969, nominato da Papa Paolo VI, e poi eletto Papa il 26 agosto del 1978. E morte, Città del Vaticano, 28 settembre 1978. Diamo uno sguardo invece alle date del processo di beatificazione avviata il 26 agosto 2002 dal vescovo di Belluno Feltre Vincenzo Savio. E ancora 8 giugno 2003, parere positivo dell'Assemblea Sinodale, 23 novembre 2003, avvio dell'inchiesta diocesana, 25 marzo 2008, avvio dell'inchiesta supplettiva, 27 giugno 2008, la Congregazione delle Cause dei Santi firma il decreto di validità. Nel 2010 la Congregazione delle Cause dei Santi sancisce la validità del processo diocesano sulla guarigione del pugliese Giuseppe De Nora. Nel 2015 la comunicazione che il presunto miracolo sulla guarigione di Giuseppe De Nora non è stato riconosciuto tale. E altre tappe del processo di beatificazione ci portano a luglio 2016, si viene a conoscenza di un nuovo miracolo per una bambina argentina. Nel 2017 il Congresso dei Teologi pronuncia il suo voto positivo unanime. Nel 2019 la consulta medica all'unanimità stabilisce che si è trattato di una guarigione scientificamente inspiegabile. Nel 2021 nuovo parere positivo del Congresso dei Teologi e appunto mercoledì 13 ottobre 2022 il Papa riconosce il miracolo. La promessa del primo cittadino comune a nuovo per l'evento. A Natale è stato previsto anche il conferimento della cittadinanza al postulatore Monsignor Stella Serafini del Musal. È un riconoscimento voluto dai fedeli che hanno continuato a chiedere di lui. Ero a San Pietro quando lui è stato eletto Papa. Il vescovo di Belluno, Monsignor Marangoni, sarà una figura che ci aiuta, è un compagno. L'aspetto che lo distingue da tutti gli altri beati è la cura dei dettagli e la continuità di un ministero. La sua opera è molto coerente con questi tempi che per molti non sono di successo. Il ricordo del 91enne Don Lino Mottes l'ho portato io al Concilio Vaticano II. Il giorno dell'inizio del suo pontificato l'ho salutato per l'ultima volta. Eravamo nella Sala Clementina ed ecco altri scatti, in questo caso di Papa Luciani. A fianco vediamo il vescovo della diocesi di Belluno Feltre, Renato Marangoni. E dopo questo approfondimento del Gazzettino di Belluno dedicato a Papa Luciani, andiamo a pagina 7 con la settimana del Green Pass. Bus, il piano B, meccanici al volante. Timori per la regolarità del trasporto pubblico. È ancora incerto il numero dei dipendenti che deciderà di stare a casa. Stiamo facendo uno sforzo sovrumano, ma non siamo in grado di escludere che possano esserci dei disagi. L'amministratore delegato Stefano Rossi: cercheremo di smistare le difficoltà dove ci sono meno utenti. Politica bellunese, capoluogo, sono pronto a candidarmi al sindaco. Giuseppe Vignato, manager ed ex dipendente di Bingi SP, potrebbe intercettare i voti sia della sinistra che della destra. Nei mesi scorsi è stato sponsorizzato dai giovani del PD, ma fra i papabili ci sono anche D'Inca, Visalli e Olivotto. Si ammala di Covid, muore il DJ Ottorino Casagrande, aveva 62 anni ed era originario di Santa Giustina, dove sabato sarà celebrato il funerale. Era bellunese anche se nato in Svizzera e anche se la sua attività professionale lo aveva portato spesso lontano dalla sua provincia. DJ Otto, all'anagrafe Ottorino Casagrande, era di Santa Giustina ed è morto ieri di Covid all'ospedale di Dolo, Venezia. Fin da giovane era appassionato di musica, si era diplomato in fisarmonica ed era stato a 15 anni campione europeo juniores con quello strumento. La sfida dei cambiamenti climatici, Confindustria guarda avanti e studia la provincia del futuro tenendo conto di alluvioni e poca neve. Sotto la lente c'è in particolare la parte montana, così i suoi comprensori turistici e l'occhialeria. Feltre Altanone è un'opportunità se collegato al centro città e per l'assessore al commercio Visalli è necessario creare nuove sinergie. La proprietà del centro sarà coinvolta nella preparazione del prossimo Natale. Notizia di spalle, rimaniamo a Feltre, tatuatore morto, esame tossicologico per capire le cause. Solo la perizia chimica potrà dare risposte certe. Rischio assenze, allarme del sindaco, la De Zanette che teme che da domani per effetto del Green Pass possa mancare personale in uffici già sottodimensionati. Non permetterò a nessuno di chiedere ai dipendenti se sono vaccinati o meno. Libertà e riservatezza sono diritti. E sempre da Limana, Fontana si dimette da vice sindaco, motivi personali, resto in consiglio. Si dimette il vice sindaco Edi Fontana, la notizia, la data in diretta, il diretto interessato, le motivazioni ufficialmente parlano di motivi personali.
personale Fontana ha restituito le deleghe dei servizi sociali, politiche scolastiche e cultura. Da Limana a Ponte nelle Alpi, risparmio energetico in programma azioni di gruppo. Puntiamo a fondi del PNRR per creare comunità energetiche, ad esempio coinvolgendo un intero condominio. E adesso andiamo in Agordino, i 50 anni di Blackfin, ora la sfida continua con la nuova sede. Inaugurato ieri l'innovativo stabilimento ecosostenibile che, primo in Veneto, sarà certificato Casa Clima Work Life. L'amministratore Nicola Del Din: noi da sempre puntiamo su qualità e innovazione. E sempre in merito a questa inaugurazione, l'abbraccio tra la fondatrice e il vecchio collega Francavilla. In origine fu Maria Luisa Pramaor, da operaia dipendente di un Leonardo Del Vecchio agli esordi. Nel 1971 prese il coraggio a due mani e fondò l'azienda a cui diede il suo cognome, sempre supportata dal marito Primo Del Din prima e dai figli Nicola e Carolina dopo. Ieri è stata ripetutamente applaudita dal centinaio di dipendenti di quella che oggi si chiama Blackfin e che vede nel primogenito una guida illuminata. Ma la signora Maria, come viene chiamata affettuosamente tra i reparti, resta preziosa e consigliera. Cortile da un pezzo, più attenzione all'insegnamento del ladino a scuola e andiamo ancora in alta quota. Cortina, Colgallina si prepara ad aprire le piste. Grazie alle basse temperature sono entrati in funzione i cannoni. L'obiettivo è accogliere gli sciatori già a fine mese. Menardi, c'è una richiesta pazzesca e gli sciatori non vedono l'ora di poter tornare. Ci contattano ogni giorno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci immediatamente al suo interno. Ovviamente le pagine di carattere nazionale e regionale sono dedicate a Papa Luciani, campane a festa per il Beato Luciani, da tutto il mondo richieste di reliquie, quindi tanti approfondimenti anche da parte del Corriere delle Alpi per quanto riguarda questa comunicazione che riguarda tutti i bellunesi ma anche tutti i fedeli. Gioia ed emozione nel paese natale, ora ci prepariamo per andare a Roma. Don De Vito soddisfatto, Luciani sempre presente nella mia vita, e Loris Serafini riconosce il lavoro di Savio. Il suo sogno si è avverato. Tante interviste, tanti commenti che quindi troverete anche nell'edizione del Corriere delle Alpi, come trovata appunto nell'edizione del Gazzettino. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, pagina 14, rischio tensione nel Green Pass Day, il prefetto no alle derive legali, imprese sotto la lente, annunciate manifestazioni con timori di blocchi stradali e frizioni ai cancelli. E ancora dalla provincia di Belluno, il bellunese nel 2050, il clima che cambia, uno studio pilota per dare un futuro alla montagna. Definito l'impatto socio-economico nei prossimi 30 anni, i dati potranno essere usati per proteggere il territorio. Berton, presidente di Confindustria: dobbiamo attuare tutte le azioni per mitigare il rischio e va fatto adesso. Regimazioni idrauliche, siamo nel capoluogo, stop allagamenti a Cavarzano, il comune vara il progetto, le acque meteoriche saranno collegate e coinvogliate nel torrente Ardo, si interverrà in via Doglioni per tutelare la ferrovia e in viale Strasburgo. Notizia di spalle, poste aperte a Singhiozzo, un'ora e mezza per una raccomandata, ieri si sono formate lunghe code a Safforza, notizia che riguarda sempre il capoluogo bellunese. E sempre da Belluno, Lambioi, uno schianto frontale fuori dalla galleria, traffico in D in tilt 2 ore, 2 auto si scontano e altrettante rimangono coinvolte, 4 feriti non gravi, bloccata via dei Dendrofori. E ancora due notizie di spalle, infortunio alla Gabelli, scivola nel cantiere e batte la schiena, operaio all'ospedale. Belluno, negata alla figlia all'ex, assolta una donna, dimostrate le buone ragioni. E ancora un fatto di cronaca giudiziaria, minaccia e discrimina i pallavolisti brasiliani, stangato un bellunese. Pagina 22 del Corriere delle Alpi, i bellunesi vincono la Bora, brava, vola alla Barcolana. La barca di Francesco Pison, prima di classe 16ª assoluta nella regata con vento estremo. L'ordinanza, il cedro davanti alla BM abbattuto a breve, sarà abbattuto nei prossimi giorni, il cedro pericolante in piazzale Cesare Battisti. La pianta si trova davanti alla sede dei bellunesi nel mondo, in un angolo verde adiacente a un marciapiede e a un incrocio stradale molto trafficato. Siamo in diretta, vi comunico che l'abbattimento sta avvenendo proprio in questo momento. Davanti agli studi di Radio ABM abbiamo proprio davanti questo cedro e sto proprio sentendo in questo momento il rumore delle motoseghe. Volontari con le corde rimuovono i rifiuti, tante le notizie che riguardano il capoluogo nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, pulita l'area attorno al tunnel delle scale mobili a Lambioi, recuperate lattine e bottiglie gettate dai giardinetti.
Passiamo a Feltre con pagina 24, nessuna evidenza sulla salma di Codarin, nulla osta ai funerali. Il medico legale che ha fatto l'autopsia ha chiesto un mese, i familiari del 24enne non hanno nominato un consulente. Il giovane tatuatore è stato ritrovato senza vita in casa domenica pomeriggio, bisogna comprendere se ci possa essere stata una causa esterna all'arresto cardiaco. È stato il mattatore delle serate in disco, addio a 8 DJ, dopo gli anni d'oro a Belluno il lavoro con Fiorello e Biondi, durante il lockdown si esibiva via Facebook, sabato l'ultimo saluto. E sempre dal Feltrino a Fonzaso il contratto scade, manca un gestore per i 2 cimiteri, pomodoro bio, genetica migliorata dagli appassionati, siamo in questo caso nel comune di Seren del Grappa. All'anno di Piave, antenne 5G, scongiurata la proliferazione di impianti, entro fine anno sarà approvato il regolamento che coinvolge 11 comuni, l'assessore Maggio di Pederobba, utile il confronto con le aziende telefoniche. Santa Giustina, campo da calcio dell'oratorio per i piccoli della Plavis. Querovas, casa di riposo a fuoco, in corso la stima dei danni al tetto. E adesso passiamo a Limana, Fontana abbandona la giunta, resto consigliere comunale, le dimissioni del vice sindaco e assessore annunciate con un post su Facebook, l'unica spiegazione motivi personali. De Zanet, non posso che accettarle. Dopo la festa del miele, la prima cittadina valuterà come ridistribuire le deleghe. Il sindaco di Tambre contro Unicredit, chiudono la filiale senza dircelo. Oscar Facchin punta il dito sull'atteggiamento della banca, nessuna apertura verso le nostre preoccupazioni. E adesso pagina 28, l'occhielleria bellunese celebra Blackfin, inaugurata una sede 3 volte più ampia, il gota del settore al taglio del nastro della struttura monolitica, l'astronauta Paolo Nespoli, ospite della mattinata. L'amministratore delegato Nicola Deldin, questo edificio è un atto d'amore per il nostro passato, ed ecco uno scatto del taglio del nastro della nuova sede Black Shelter, ottenuta dall'ampliamento degli spazi esistenti. Il taglio del nastro ovviamente è avvenuto dalla famiglia Deldin e ovviamente da tutti i suoi collaboratori. A Selva nasce l'assessorato contro lo spopolamento, il sindaco Lorenzini ha scelto Ivo Torre come suo vice, esperto di turismo. Pagina 29, Cortina, Ladino a scuola, saltata la convenzione, l'Unione Ladina, bisogna parlarlo di più a casa, l'associazione all'accordo per l'insegnamento alle elementari, bloccatosi con la pandemia, non è stato rinnovato dall'istituto. Domegge, ponte vietato, locale costretto a chiudere, si è mossa una pila a Valesella e nel Green Power deve fare delle indagini, non si sa quando la strada potrà riaprire. Il gestore della pizzeria, spero si intervenga con urgenza, per noi è un disagio. E sempre dall'Alto Bellunese, la grande generosità dei Cadorini in soccorso di un pastore ossolano. Nel 2020 Florenzo Or ha perso animali e attrezzature per l'alluvione, Giacomo Maroldo ha coinvolto gli amici in una raccolta fondi. Penne nere, l'Anacadore a Santo Stefano consegna i premi di mercato, sotto i riflettori l'impegno di Gino Tonone e dello scomparso fratello Mario assieme alla Galvalux di Pieve e alla Biblioteca Storica Cadorina di Vigo. Fatti di cronaca, marijuana e cocaina spacciata in Comelico, un 34enne a processo, territorio patto per Vallesina, firma del contratto di sostenibilità. E adesso passiamo alla rubrica Cultura e Società, Borghi, Quartieri e Civiltà del Vino, il viaggio delle matite più forte del lockdown. I carnettisti si incontrano per condividere storie e disegni nella mostra concorso da sabato al Candiani di Mestre. Riflettori sulla montagna, tra lo sviluppo armonico e l'immagine venduta per attrarre più turisti. Oggi alle 17 al Teatro Conferenza Spettacolo dell'antropologo Canestrini, domani alle 14.30 il convegno della Fondazione Dolomiti UNESCO, notizia quindi che ci porta in provincia di Belluno. E adesso lo sport bellunese, Sivilla scommette su se stesso, Este incrocio fondamentale, calcio di Serie D. La Spalla di Corbanese non ha iniziato benissimo, ma non ha perso la fiducia. Le 2 panchine non sono un problema, l'importante è farsi trovare pronto. Volley, Pat, parole al miele per la Darold Belluno, la squadra è forte e migliora ancora. Canottieri, il Padova per la prima in casa, Gheno, vogliamo puntare in alto. Giudice sportivo, caso razzismo, sconfitta a tavolino per San Michele. Ancora sport, Comarella tra laurea mononucleosi e Pechino, adesso sto meglio sotto con le Olimpiadi, la Cortinesi si sta allenando al massimo dopo un agosto difficile, l'obiettivo sarebbe entrare stabilmente nelle prime 15. Rugby Serie C, riflettori su Villa Montalbán, c'è il derby Belluno al Pago, Atletica Puglisi, 70 anni e non sentirli, tricolori sui 10.000 a Catania.
Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, precipitazioni assenti, venti in pianura da deboli di direzione variabile in quota deboli, mare poco mosso, temperature minime stazionarie in pianura in aumento sulle zone montane. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellune. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.